Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovo game. Quest'oggi ci ritroviamo su League of Legends in compagnia di Pain e Comet. Pain è il famoso giocatore di Battlefield che avete visto all'interno del video precedente, però è un cattivo ragazzo, non sa fare nulla oltre Battlefield. Ciao a tutti. E Pei è Comet che ha popolato il canale con le sue battaglie in Shogun 2 Total War. Non l'avete ancora sentito parlare, però quest'oggi Buongiorno sì. a tutti. Eccoci. Vediamo un po'. League of Legends. Ci ritroviamo all'interno del nostro campo base, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' cosa scegliere. Innanzitutto è un gioco online che si svolge all'interno di questa piccola mappa che ritroverete sulla destra. Vediamo un po' innanzitutto cosa acquistare dal nostro venditore di oggetti. Innanzitutto la cosa più importante sono le pozioni della salute che concederanno al nostro personaggio un ripristino della salute molto più veloce. Questa è la solita tattica che ci consiglia Pain, che la usa in battaglia. E in seguito vediamo di comprare qualcosa di più importante. Quindi possiamo chiudere la nostra schermata e andare avanti. Lo scopo del gioco è quello di distruggere questo importante artefatto che ritroviamo qua davanti. E inoltre, come possiamo dire, la mappa è popolata da diverse torrette con una certa vita al di sopra che serviranno per proteggere la nostra base principale. Innanzitutto ritroviamo qui Comet che fa da guardia alla prima base. Comet appartiene alla classe mago, giusto? Vediamo un po'. È mago, vero? Sì, è un mago. E praticamente Sì, è un mago. i maghi all'interno di questa partita sono molto importanti perché saranno i primi ad attaccare da lontano, visto che le due modalità di attacco si differiscono tra modalità combattimento ravvicinato e a distanza. Mentre Pain, eccolo qui, non l'abbiamo sentito proferire parola, però si ritrova molto lontano da noi. Attendiamo le parole di Pain per sapere come muoverci. Vediamo, lasciamo un po' la parola a lui. Pain. Io direi andate sotto e fatevi un po' di minion. Così. I minion, ragazzi, sono questi piccoli personaggi che potrete notare che sono dei personaggi che vengono usati un po' come scudo per avanzare all'interno della mappa e distruggere gli obiettivi principali. Eccoci qua, il mio personaggio, come potete vedere, combatterà all'interno di questa mappa tramite la sua bella ascia nel corpo a corpo, mentre Comet e Pain appartengono alla classe arcana. Vediamo un po'. In basso potete notare le abilità del nostro personaggio, infatti potete notare le diverse abilità sia passive che attive. Gli avversari avranno a sua volta delle abilità e soprattutto dei bonus, però io e Comet vediamo di farcela. Allora, Comet sei un po' in difficoltà mi sembra, o sbaglio? No, a quanto pare è riuscito a completare il First Blood. E in questo gioco è molto importante il gioco di squadra, ragazzi. Attenzione a Comet che ci ha lasciato le penne. Vedi che ce ne sono, Pain, due da noi, capito? Sì, uno l'ho già fatto qua sopra io. Bene. Allora, le torri, ragazzi, possono essere usate sia come mezzo di attacco che come mezzo di difesa. Infatti anche esse spareranno da su un bel raggio che andrà a uccidere i nemici, quindi di solito non si aggireranno intorno alla torre. Gianni, Sì? Sono tornato ora preparati che io li piglio da dietro, eh. Va bene. Quindi ti dico io quando attaccare, attacchiamo di piano. Vai, Adesso? vai. perché vado io sopra. No, no, tanto. Eccoci qua, ecco il primo uccisione. Vai, vai, andiamo su Nocturne. Eccolo, qui c'è un mostriciattolo qua davanti a noi. Eccoci nelle campagne, ragazzi, del gioco. Eccolo che siamo riusciti a fermarlo tramite una semplice abilità. E Pain che continua. Che arma hai? Che hai un flauto in Una mano? cerbottana. Ah, ok. Eccolo qui. Ci puoi dire, Pain, per favore, quanto sei abile su Battlefield, visto che sono arrivati così tanti commenti sulla tua abilità? Ci puoi spiegare il tuo Gioco da segreto? un bel po' di tempo, quindi ho esperienza. Eccolo, Tutto. questa è la sua tattica, ragazzi. Tanto gioco sull'elicottero. È un grande pilota, un Top Gun. Eccoci qua i minions che continuano ad attaccare Comet. Adesso andiamo da dietro la collina con il nostro ascione e vediamo di dargli una bella lezioncina. Inoltre, oltre alle abilità attive e passive, ritroveremo anche queste due abilità, che sono delle abilità preimpostate dal gioco e non possono essere aumentate, che concederanno al nostro personaggio una sorta di abilità in battaglia in più. Come per esempio la D, in questo caso che viene attivata tramite il tasto della tastiera, conferirà al nostro personaggio una velocità aumentata, e la F concederà una sorta di rallentamento all'avversario. Attendiamo altre tattiche di Pain mentre Comet recupera vita all'interno della sua postazione di difesa.
All'interno del gioco è possibile avanzare di livello, soprattutto all'interno della partita corrente. Per esempio apparteniamo alla classe livello 2, ma andando avanti sempre alle nostre abilità. Eccoci qua, possiamo migliorare le abilità ogni volta che avanziamo di livello e i livelli vengono raggiunti tramite l'esperienza che andiamo a maturare uccidendo sia i minions, si chiamano minion, giusto? O minions? Come vuoi. Ecco, uccidendo questi Sempre piccoli l'altro. esserini che pian piano andranno a modificare le loro armi, ovvero la loro artiglieria. Guardate che figo questo qui sul cannoncino. E praticamente potremo potenziare la nostra abilità in confronto al livello che guadagneremo. I soldi vengono aumentati nel momento in cui passerà il tempo e quindi potremo acquistare potenziamenti più efficaci e non. E inoltre al di fuori della partita ci sarà un altro livello che concederà al nostro personaggio altre abilità. Ce l'ho io tutti e tre qua sopra. Avanzate voi con le torrette lì. Ok, Sì. abbiamo finito una piccola descrizione del gioco, una veloce descrizione, quindi adesso possiamo entrare nel vivo della partita. Attenzione alla Ne ho torretta. solo 2. Vieni, Comet, Ce la fai là mi sopra? devi coprire. Sì, 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 tranquillo. Attenti che ve ne arrivano dalla giungla. Dalla giungla. Maledizione. Forse è meglio che arretriamo. Due, tutte e due vi arrivano dalla Ritorniamo giungla. indietro. Vediamo un po' la famosa giungla. Questa è una partita, ragazzi, 3 contro 3. Sono disponibili anche partite 5 contro Eccolo. 5. Però 3 contro 3 dà sempre il suo sporco fascino. Eccolo qui. Attacchiamo. Aspetta. Ah, il gorilla, tu puoi evocare il gorilla? No, ancora no. Ok. Gorilla. Come si chiama? Orso. Ma che orso? Io lo chiamo Orsetto. Vabbè. Vedo bear. Andiamo avanti. Ok. Livello 4, ragazzi. Comet livello 5, stronzone, ci ha superato. Però noi siamo molti più grandi di lui. In questo gioco la forza fa tutto. No, scherzo, scherzo. Andiamo indietro. Non è la forma Io quella sono mago. che... Ecco, una frase una frase di vita direttamente da Pain, ragazzi. Magari giocasse a LOL, League of Legends come giocasse a Battlefield. Lo attacchiamo tutte e due a quello lì. Sì, sì. Dai, dai. Attenzione. Eccolo qui. Ancora un altro livello. Siamo livello 5, ragazzi. Vediamo un po', possiamo potenziare ancora la nostra abilità passiva. Andiamo. Andiamo qua, sono tranquillo. Non vedo l'ora di sbloccare. Eccolo qua, eccolo qui. Tutte e tre qua sotto Sono sono. tutti e tre, torniamo. Peppe sono tutti qua sotto, quindi io direi che dovresti sfondare. Un po' di velocità Infatti, massima, ragazzi. facendo Guardate un po', la abbiamo messo il turbo. Andiamo verso la torre che ci proteggerà. Ecco che sono ritornati indietro, quindi avanziamo. Ecco, questo è il clown. Ditemi se ve ne scappa uno. Sì, così sì, mi... sì. Uno è scappato. Chi? Il clown, non so come si chiama il nome. Ah, ok. No, è ancora qui. È nascosto. Ah, è nascosto allora. Perché terra. ragazzi, all'interno delle, come possiamo dire, dell'erba può nascondersi un qualsiasi personaggio per attaccare poi di sorpresa. Si chiama Divano. Come si chiama il clown? Diviano. Magari è pure italiano. Vabbè. Ecco che ritorna ah, ne sta venendo uno verso di te. Melud, livello 5, Vabbè. attraverso la foresta. Ecco che Comet continua a sputare fuoco dalla sua bocca infiammata. Un tuo parere, Intanto gli Pain? mando Dimmi chi il è mio uno dei osso. personaggi migliori all'interno di questo game, per consigliarlo soprattutto. Ma i personaggi, se li si sanno usare, sono tutti forti. Ma in questo caso uno che è abbastanza buono è il Nocturne. Nocturne. Sarebbe il demone che abbiamo contro. Se vedete, ragazzi, un altro mostro abbastanza imponente è l'Apollo Creed che ha evocato il nostro amico Comet. Eccolo qua, guardate che figo. Tanto una bella uccisione. Attenzione a Comet che l'hanno falciato, Manca poco. Quella mossa è la mossa finale del... Adesso del lo demone. ariamo. Adesso lo ariamo. Me la sono scampato. Che è arato, i campi di grano. Sempre con le sue solite battutine cospicue, il nostro caro amico Pain. Tanto potenziamo l'abilità più importante, l'abilità speciale del nostro mostro. Allora ragazzi, visto che abbiamo accumulato un notevole budget economico, ci facciamo un bel teletrasporto in base. Eccoci qua. Concentriamoci, teletrasporto in base. Intanto in alto a destra potete vedere quanto durerà la partita, anzi da quanto è iniziata. Eccoci in base, vediamo accanto al nostro Comet. Allora, io direi di comprare qualcosa che modifichi il nostro attacco. Per esempio una bella spada che ci darà 80 di salute e 10 di attacco.
compriamola. In seguito compreremo anche altre pozioni, anzi soprattutto lo scettro del vampiro che ci aumenterà il 10% della ricarica di vita. Allora, vediamo un po'. Consumabili, altre 2 pozioncine, anzi facciamo 5. Bene, non abbiamo più soldi per comprare altro perché vorrei comprare qualcosa di più importante, però non ce li abbiamo per adesso i soldini. Quindi andiamo avanti. Ok, come va là sotto? Qui ce la fai là sotto? Come? Sì, sì. Ok. Scarsetto. Tu dici? Sei tu troppo forte rispetto a lui. Se n'è scappato. Io ne ho 2 qui, eh. Già, se venite qua ce li ariamo. Andiamo ad arare. Andiamo ad arare. Arrivo da dietro la collina. Ma dove sei tu? Io sono Nascosto. Sono arrivato io. Peppe, dai. Su chi aspetta? Andiamo sul Diviano. Anzi no. Deciditi. Sì, sul Eccolo Diviano. È nascosto. Io intanto cerco di prendere una torre. Bella. Attento, Grida, ne arriva uno dietro. È un gioco molto Sì, di l'ho squadra, visto. ragazzi. Giocare soli non è bello come giocare in gruppo. O sbaglio? Ah, mi sa. Sì, perché giocando di squadra poi, come abbiamo fatto noi, andare sopra 2 nemici sorprendendoli da dietro. Continua a rimanere al centro perché la mappa viene divisa Vieni, in aspetta, diverse vieni. sezioni. Ci ammazziamo. Scendo questo. sotto. Sì, La mappa sì, viene divisa in 3 sezioni: nord, sud, est e ovest. No, scherzo. Sinistra, centro e destra. Quindi scendiamo a destra. Attenzione, sono tanti, eh. Solo colui è forte, l'altro è stesso. Chi era il tuo vecchio personaggio, l'altro? Bella. Ok. Io torno in base che sto Dov'è morendo. Comet? Cree? Dove sei? Sto arrivando. Benissimo, continuiamo a potenziare le nostre abilità. Adesso potenzieremo la Q. Aspetta, facciamoci quella da Dai, Diviano. dai, divanino, venite. vieni qui. Bravo, bravo la tua cerbottana. Ormai l'hai fritto. Dove è sparito? Bella. Il mio veleno l'ha Il ucciso. simbolo Ace significa, ragazzi, che tutti i nemici sono morti e possiamo avanzare verso la prossima base. Guardate che sono fighi questi con i cannoncini. Guardate, addirittura l'artiglieria pesante. Guardate che figo Pain con la cerbottanina. Io vi ho portato qua un po' di soldatini. Soldatini. Ehi, chi è questo? Attenzione L'avversario a di quello lì. Spider-Man, quello lì nero. La lucertola. Vieni, vieni, Pain, dacci una mano. 3 sono tornato un attimo. 2. Sono morto. Qui è stato arato. Parato. Come cosa? Gigante di grano. Dai, dai, venite a darmi una mano che sono Gianni, solo. Gianni, se torni. Vieni che ce li ariamo. Dai, 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 datemi una mano. 3 sono, mamma mia. Ok. Attenzione. Mamma mia, tutti questi minion del caspita. Ok, livello 8, ragazzi, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Il mio veleno l'ha ucciso per la seconda Ecco qui volta. la classifica generale, ragazzi. 3 uccisioni, 0 morti per adesso. Ci possiamo ritenere soddisfatti. Molto bene. Io completamente il contrario. Vabbè, vedi che il tuo mago è un personaggio di supporto, non d'assalto. Quindi puoi ritenerti soddisfatto. Ed ecco all'attacco della torre, ragazzi. Distruggendo questo primo bersaglio potremmo avanzare per la distruzione della... Attenzione perché, eccolo. Vai che ce lo ariamo. Ragazzi, dovete sapere che Attacchiamo. Pain conosce solo questo vocabolo, non conosce altro. Dove hai studiato? All'Università delle Arti sì. dei Campi di Grano. Bene, bene. Ottimiamo. Sono 3 qua sotto, Non ti preoccupare. E se io salgo sopra? mi hanno ammazzato. Ok. Vai, ariamoci pure al divano così mi ci siedo di sopra, ma niente. Ok, rimarrà solo questa piccola statua, ragazzi, da distruggere. E poi in seguito l'inibitore. L'inibitore è questo che vedete qua in basso. Ma mi hanno ammazzato, attenzione, sono morto. Sono morto, un po' di rigenerazione di vita, aiutatemi. Christian, Sono dai morto, una mano. ragazzi. Sono morto. sopra. Ecco, è sempre che mi Guarda, lasciano scendi. solo quando muoio.
Comunque ragazzi, vi dicevo, rimane da distruggere questa piccola statuetta, l'inibitore che nel momento in cui verrà distrutto i nostri piccoli omettini, i minions guadagneranno delle armi maggiori, e poi questo fantastico inibitore più grande da far vincere la partita. Allora, visto che abbiamo abbastanza monetine, possiamo comprarci qualche cosa di importante. Allora, attendiamo inoltre qualche consiglio tattico di Pain. An ally has been slain. Va bene, morto allora venite con me sopra che ci li ammazziamo tutti. Bene. Innanzitutto vediamo un po' cosa comprare. Queste sono le statistiche a sinistra ragazzi, l'attacco corpo a corpo, la velocità, la difesa, il movimento eccetera. Allora compriamo inoltre altre pozioni della vita che rigenereranno la salute. Potenziamo la nostra velocità di attacco ragazzi con i Berserker Graves degli stivali e soprattutto le spadone Zeal che daranno 10 d'attacco, 20% velocità di attacco, 10% la possibilità di effettuare colpi critici e 6% la possibilità di effettuare dei colpi molto più veloci. Seguiamo a Comet, scendiamo giù, giusto? Sì, se volete, sì, io ce la Ok. faccio. Bene, 15 minuti di gioco già, questa partita molto molto intrigante. Bene, bene, guardate quanto sono fighi tutti questi piccoli personaggetti qua. Distruggiamo il più grosso. Ne hai uno solo tu là sopra? Sì. Qua non ce ne sono. Saranno Ah, tutti eccone uno, solo neanche loro. l'avevo visto. Ecco qua, abbiamo tutte le nostre abilità che lo ridurranno in colabrodo. Ma che, si è sdoppiato? Sì, la sua abilità finale lo Sono fa tutti qua. sdoppiare. Attenti che vi spunterà da dietro, il Nocturne. Sì, sì. Torniamo indietro. Arrivo pure io, così ce lo sdrumiamo. Cambio termine. Via, 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 via. Ah, tranquilli, li arrivo Questo io è da un nuovo dietro. gioco ragazzi che mi ha consigliato Sono personalmente Pain. E a quanto pare Vai, andiamo sul Nocturne. E a venite, quanto venite. pare è un gioco molto molto intrigante, molto carino soprattutto da giocare insieme. Chi è questo lucertolone qua sotto? Come si chiama? Cho'Gath. Vecchio personaggio. Nocturne è quasi morto ed è Ehi! Apollo scappato Grid. in base. Tranquillo, Ah. l'ho portato Andiamo io. avanti. Senti che c'è questo divano. Divanino bloccato. Dai che è morto. Niente. Attenti alla... Forse lo uccide il mio veleno, vediamo. Bella. Sì, l'ha ucciso il mio veleno. Senti che lui è l'unico forte questo demone. Vado un attimo in base a pigliare un altro oggetto. Avanti, avanti, Comet. Un altro Apollo Grid. Aspettiamo che arrivano i Minion. minion. Eccoli qui. Guardate che sono fighi. Questo è il più grosso, con l'ariete. Andiamo. Ecco, ecco qua. Sono due, Chiara. C'è il gorillone e l'altro. Arrivo io. Dai, fai presto. Che ci ha urlato nelle orecchie. Attento. Non credo. Infatti. Meglio se torni, Mamma mia ragazzi, solo contro questo. Due sono due, non ce la faccio, non ce la faccio che sono due. Tutti e guarda tre se io hai li flash, Sono arrivo due. io, arrivo io. Niente, sono senza vita. Sono Mi spiace, lentino. non ce l'ho fatta. Vai, vai. Vabbè, dai. Vai con la tua cerbottana, guardate a Me li Pain. faccio Guardate io. quanto toglie ragazzi Pain. Ha una cerbottana mistica, cioè... Vediamo un po'. È riuscita a ucciderne Dove 13 di scappa? fila, mamma mia. C'è il 14esimo. Veramente un ottimo giocatore Pain, da avere in ogni team. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo potenziare qualche altra abilità. Io direi di potenziare il nostro Enrage, un'abilità passiva che aumenta il nostro attacco permanente di 3 punti di salute in meno per ogni colpo. Allora, vediamo un po'. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo rimanere qui in base? Non credo. Arrivo pure io in base e poi li attacchiamo tutti assieme in alto, forse alto? è meglio. Sì, Ok, vediamo, aspetta. diamo un'occhiata. Prendiamoci l'item raccomandato in modo tale da aumentare tutto il nostro attacco. Ok. Seguiamoli. Andiamo. Inoltre all'interno della mappa sono disponibili dei personaggi. All'interno della giungla ci sono dei personaggi che se vengono uccisi danno dei bonus in più, giusto? Sì, tipo c'è il rosso che ti aumenta l'attack speed, il blu che ti aumenta la difesa e cooldown,
Poi altri che ora non mi vengono in mente. Ecco. Guardate che fifone Ce quello. l'hai l'Apollo Grid? Vai, vai, distruggiamogli la torre. Aspetta, a aspetta, dobbiamo Fifonello. attendere altri minion. Eccoli. Forza. Sta arrivando Spider-Man. Andiamo? Io invece direi di andare sotto, che ce n'è uno da solo. Ehi, Poverino. c'è divano, Dobbiamo divano. fargli compagnia. Al divano mi ci siedo di sopra, vai, Vieni, vattene a fare. vieni. Cri, vieni qua. Vuoi Pure una tu. mano? La torre è quasi distrutta. Tendiamola qui nell'oscurità. Legendary. Attacchiamolo in due, forse ce la facciamo. Mamma mia, l'Apollo Grid. Senti alla torre. Via, via, via. curva marcia. Ci sono anch'io. Povero orsetto è solo. Portateli da me, portateli da me. Torniamo indietro, non Ops. attaccare. La foresta di funghi incantata. Andiamo avanti. Ecco Pain. Funghi? Che sono questi funghi? Se li pigliano perdono 600 di vita, in più li avveleno e li rallento. Ottimo. Attenzione. Vai, Aspetta, distruggiamo la aspetta. torretta. Ora sì. Andiamo. Bella. Possiamo andare avanti. Destroyed a turret. Vai, vai, vai. Andiamo, vai. andiamo. Ottimo. Eccolo Vai, qua. vai, su di lui. Attenzione. Oh, la cerputtana di troppo l'ha fatta fuori. Andiamo. Vai sulla torretta, guarda. C'è un divano di troppo. Attenzione al divano. Perché scappa? Ah, Gianni, così la mannaggia. torre di... Has destroyed Va bene, va bene. Ora ce la possiamo... Vabbè, lasciate non lo inseguire perché se vai in base sua ti... C'è un laser che ti disintegra. Ecco l'inibitore. Adesso noi spammeremo, ovvero creeremo dei super minions con le nuove abilità molto più potenti del solito. Giusto? Sì, sia più potenti che più resistenti. Vai, vai con la torre. Te l'ho Che è detto successo? Comet, se vai in base loro ti muore in 2 secondi. Scappato ancora Bella. il loro. Adesso manca l'inibitore finale, Dai ragazzi. che abbiamo vinto. Attenzione. Attendiamo solo te, Comet. Sto comprando qualcosa. Divano di troppo. Forza che ce la facciamo. Dai. Perfetto, ragazzi. Siamo Vinta, riusciti a completare una bella. fantastica partita Perfetto. durata abbastanza. Però vittoria. E adesso andremo all'interno della classifica finale per dare un'occhiata ai nostri premi guadagnati. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Un saluto da tutti, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao.